In una Vittorio Veneto addobbata dai tricolori per i tanti raduni d'arma che si stanno susseguendo in questo 2018, anno del centenario dalla fine della Grande Guerra, il presidente dell'ANA Francesco Introvigne accoglie positivamente la presa di posizione di Matteo Salvini rispetto alla Naia, istanza che le penne nere portano avanti da tempo e che non hanno mancato di ribadire in occasione delle due adunate che si sono svolte nella Marca nell'ultimo anno. Io credo che sia assolutamente condivisibile quello che dice il ministro Salvini sotto il profilo della leva e credo che sia un bene per i giovani, per le famiglie e per l'Italia intera. Questo è ciò che pensa la maggior parte degli alpini e comunque la dirigenza senz'altro. Vitale per dare continuità a corpi come gli alpini, ma non solo. Per noi significa dare la possibilità ai giovani di fare esperienze serie e concrete, di rivivere i valori, di proporli loro, di guardare al futuro anche per rimpinguare certo le nostre forze, ma non solo quello, ma soprattutto per creare una coscienza di nazione, di patria, per guardare i bisogni della società, per far sì che possano anche condividere quel percorso che noi stiamo facendo e intervenire laddove c'è bisogno. Mi riferisco e penso alle emergenze, penso alla necessità del sociale, al bene sociale in senso lato. Ecco. Altro che idea romantica, conclude Introvigne, ma un tema più che mai concreto. Credo che questa sia un'opportunità da non perdere e ciò che ha detto la Ministro Trenta, sì, non è solo sognare, voglio dire, io credo che dobbiamo proprio pensare concretamente, non certo a un servizio di leva alle armi come un tempo per l'uso delle armi, ma per i servizi di pace.